Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dov'è Riccardo? Eccoci. Buongiorno. Di qua, di qua. Ma era previsto anche le telecamere? Quindi. Si stupisce il rottamatore di Firenze nel vedere telecamere e giornalisti. Quello di Treviso, come da tabella di marcia della carovana Renzi, era ed è stato un veloce passaggio. Una tappa di un paio d'ore a Roncade, nella sede di H-Pharma, incubatore di start-up, già meta anche del governo col ministro all'economia. Credo che questo sia un posto fantastico, sia uno dei posti che restituisce speranza e allarga il cuore. E di speranza il Paese ha davvero bisogno. Matteo Renzi arriva nella Marca nel giorno in cui un istituto di ricerca pubblica questi dati. Parlamento e partito sono in caduta libera, tutt'altro che nel cuore dei cittadini. Nel giorno in cui il Presidente della Camera solleva il discorso della questione morale. Credo che chi sta in Parlamento da 30 anni, oltre che spiegarci che esiste una questione morale, dovrebbe anche avere la forza di raccontarci che cosa hanno fatto. Da troppo tempo si attendono riduzione del numero dei parlamentari, un vero ricambio, l'abolizione dei vitalizi, una legge sulla corruzione che sia più dura. Il vero problema è che i politici a tutti i livelli istituzionali parlano, ma non realizzano le cose che promettono. La tappa nel trevigiano fa da volano anche alle primarie comunali del PD per la scelta del candidato sindaco di centrosinistra. In bocca al lupo ai partecipanti, in bocca al lupo ai cittadini che vorranno andare a votare e spero che queste possano essere anche le primarie che aiutano il PD e il centrosinistra a conquistare Treviso. E la carovana Renzi riparte, tappa in Friuli Venezia Giulia.